Buongiorno, senta, io domani mi farei una passeggiata a Cona. Così l'allora prefetto Domenico Cuttaia avvertiva i vertici della cooperativa Edeco Ecofficina dell'imminente ispezione. Sono numerose le telefonate intercettate nel corso dell'inchiesta coordinata dalle procure di Padova e Venezia e depositate nei giorni scorsi dopo la chiusura delle indagini. Secondo la Guardia di Finanza era praticamente normale che ai responsabili di Cona fosse anticipato l'arrivo di controlli da parte delle prefetture e delle ULS, ma anche la visita di politici e delle istituzioni. In questo modo i vertici della cooperativa potevano organizzarsi e far arrivare al centro più personale, cercando di nascondere di fatto la carenza di operatori nel centro, contestata dalle Fiamme Gialle. A Cuttaia viene contestato di aver avvertito almeno in 4 occasioni tra il 2015 e il 2016 il centro. Più tardi viene il viceprefetto perché stiamo avviando una serie di verifiche su tutti i centri di accoglienza. Questa è un'altra chiamata alla vicepresidente di Edeco. Cuttaia, interrogato, ha sempre respinto ogni accusa, negando di aver mai avvisato nessuno. Ai magistrati ha spiegato che si trattava di una drammatica emergenza e che il suo timore era che chiudessero il centro e non avrebbe saputo dove sistemare i migranti. Ricordiamo che chiuse le indagini sono 12 in totale gli indagati.